Parla tifoso napoletano. Siamo tornati con le ultime novità direttamente dal nostro amato club. Prima di iniziare, vorrei chiedere a tutti voi di lasciare un mi piace a questo video, così potremo dimostrare il nostro sostegno incondizionato al Napoli. E se non ti sei ancora iscritto, non perdere tempo e fallo subito per non perdere nessun aggiornamento del nostro tempo. Uniamo le forze per ottenere grandi risultati. Dopo l'entusiasmante sfida di Bologna, il nostro team è già concentrato sul prossimo appuntamento. I nostri giocatori sono tornati ad allenarsi intensamente, dividendosi in due squadre. Coloro che sono scesi in campo ieri hanno svolto un processo di recupero in palestra, mentre gli altri hanno intensificato l'allenamento tattico. Sfortunatamente, non tutte le notizie sono buone e abbiamo un aggiornamento sul nostro giocatore Juan Jesus. È stato sottoposto ad accertamenti medici che hanno evidenziato una distrazione di primo grado al bicipite femorale sinistro, una situazione che richiederà sicuramente cure particolari e un periodo di recupero. Anche se affrontiamo le sfide lungo il percorso, lo spirito del Napoli rimane incrollabile. Continuiamo a lavorare duro, preparandoci per ogni partita, perché sappiamo che ogni partita è un'opportunità per mostrare la nostra forza e dedizione. Desideriamo inviare le nostre migliori energie a Juan Jesus, augurandogli una pronta e completa guarigione. E a tutti voi, nostri cari fan, vogliamo ringraziarvi per tutto il vostro continuo supporto. Lasciate nei commenti i vostri messaggi di sostegno per Juan Jesus e condividete le vostre aspettative per la prossima partita contro l'Udinese. E, naturalmente, non dimenticare di mettere mi piace e di iscriverti al nostro canale, così potremo continuare insieme in questo entusiasmante viaggio con il Napoli. Fino al prossimo aggiornamento. Forza Napoli sempre!